ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu, come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. Estate giovani a Cassego, per il campo dei ragazzi delle parrocchie di Sesti Levante, di quinta elementare, prima media e seconda media. Andiamo a conoscere i ragazzi. Qual è il tema del campo? Il tema del campo è legato al logo che abbiamo costruito insieme quest'anno con gli educatori, è le mani mosse dal cuore. E il tema è quello di metterci all'opera del progetto, un po' anche dell'oratorio di quest'anno, all'opera per far sì che la nostra vita sia una vita vissuta da protagonisti. E secondo te comunque hanno difficoltà i ragazzi a vivere da protagonisti? Allora, i ragazzi sono bravissimi perché hanno capito benissimo che tutti i nostri gesti, ecco il titolo, le mani mosse dal cuore, sono segno di quello che siamo dentro, ecco, del nostro cuore. Quindi l'importante è sempre sentirci protagonisti, metterci all'opera. Siamo partiti in continuità col campo dell'anno scorso, dalla creazione, dove è vero che è Dio che crea, ma è vero che poi Dio mette nelle nostre mani la nostra vita, la vita degli altri e il creato. E allora il nostro metterci all'opera è partecipare insieme a Dio della creazione per renderla più bella. E davvero è messa nelle nostre mani. Ecco, ciascuno di noi c'ha questo compito. E allora un po' il titolo dei vari giorni è metterci all'opera per far uscire quello che è in noi ed è nascosto, metterci all'opera per scoprire i nostri talenti, metterci all'opera per essere dono. Oggi il titolo è metterci all'opera per fare squadra. Comunque fare squadre e essere protagonisti sono cose che magari possono non essere semplici, soprattutto in un campo in cui ci sono tantissimi ragazzi. Sì, il campo è molto grande, quest'anno sono campi cittadini che riguardano le parrocchie della città di Sesti, che già fa un lavoro di pastorale giovanile insieme. Siamo 120 con gli educatori, ma credo che sia faticoso, ma una fatica bella, quella di poter convivere e renderci insieme, ecco, costruttori di questo tempo e di questo spazio. Devo dire che una presenza numerosa di educatori delle diverse parrocchie permette, no, che questo lavoro sia fattibile e realizzabile. È vero che ci chiede di lavorare molto in squadra, con molti gruppi. Come si fa a mantenere un gruppo comunque folto di educatori? Il gruppo degli educatori è il gruppo dei ragazzi, ma non solo, anche abbiamo delle presenze adulte che sono i catechisti o gli animatori di questa fascia di età. In questo campo, che è il primo campo che facciamo a livello cittadino, ci sono i ragazzi di quinta elementare e di prima media, e diciamo che questo gruppo è il gruppo dei loro catechisti e dei loro educatori che fanno un cammino con loro durante l'anno.
Siamo con gli animatori. Giacomo. Chiara. Innanzitutto, com'è organizzato il campo? Allora, il campo è una giornata normalmente dopo la sveglia, c'è colazione ovviamente, i ragazzi poi svolgono alcuni servizi, chi pulisce la tavola, chi pulisce le camerate, chi si dedica al canto, alla liturgia in cappella e chi invece fa il cosiddetto servizio di gioco, cioè riordina i giochi usati il giorno prima, spazza un po' il cortile perché ci si possa sedere abbastanza pulito e poi si prosegue in mattinata con la proposta fatta da Don e un piccolo lavoro e poi si gioca, pranzo, dopo pranzo gioco insieme, merenda, un altro momento serio, la cena e poi la serata insieme. La preparazione di un campo come si svolge? Quanto prima vi vedete? Quante volte? Allora, ci siamo incontrati varie volte e abbiamo deciso il tema, innanzitutto come prima cosa, il titolo, e poi ci siamo visti per preparare i giochi e un po' la struttura del campo e delle giornate e delle attività da fargli fare. Quali sono le cose più complicate per un animatore? Complicate ce n'è un po', però diciamo con un numero così grosso loro riuscire a tenerli abbastanza tranquilli nei momenti in cui bisogna parlare può essere difficile, però questi ragazzi comunque sono bravi, non è più di tanto complicato. La cosa difficile è comunque organizzarsi, riuscire a avere i tempi giusti, riuscire a stare in quello che si è preparato, perché spesso si sfora e si va lunghi, diciamo, e quindi bisogna cercare di avere un'organizzazione più oliata al massimo e parlarsi in maniera frequente. La cosa più importante che un educatore deve tenere a mente comunque per fare il suo compito? La cosa più importante secondo me è stare con i ragazzi, aiutarli e soprattutto quelli che sono al loro primo campo, che magari possono avere malinconia di casa come prima cosa e stare sempre in mezzo a loro. Da quanto tempo è che fai l'educatore? L'animatore ormai sono 7 anni, ho iniziato con altri ragazzi che al tempo erano in quinta elementare, ormai adesso sono quasi all'università. Questi sono bambini che conosco in parte per l'oratorio della parrocchia, altri incontrati in altre occasioni e a cui quest'anno ho voluto dedicare questa settimana. E come mai decidi comunque di dedicare del tuo tempo e dell'impegno per questa cosa da così tanti anni? Perché i campi per me sono sempre stati un momento bellissimo, fantastico, fin dal mio primo a Montemoggio tanti anni fa, e quindi penso che come io ho avuto l'occasione di partecipare a un campo e di divertirmi qua, devono averla anche loro, quindi cerco di dargliela. Nel vostro servizio date molti ai ragazzi, ma è tanto anche quello che i ragazzi danno a voi? Sì, e soprattutto quello che i ragazzi danno a noi. E ti fanno capire come stare insieme, giocare, essere una squadra e anche le cose più semplici possono arricchirti come persona. Siamo con Isabel, Giulia, Ludovica. Cosa si fa al campo? Giochiamo e facciamo la messa e facciamo delle gare. È la prima volta che vieni a un campo? Sì. E come mai ti hanno convinta a venire al campo? Volevo venirci io perché volevo fare per la prima volta il campo perché non l'avevo mai fatto. Hai fatto nuove amicizie? Sì, Come mai al campo si fanno amicizie? perché siamo in tanti e allora visto che a volte siamo da soli io vado a incontrare nuovi amici e Tu è la prima volta che vieni a un campo? No, la seconda.
Come mai hai deciso di tornare? Perché l'anno scorso l'ho fatto e quest'anno comunque, l'anno scorso mi era piaciuto tanto e quindi quest'anno l'ho rifatto. Cosa si fa al campo che è di bello? Allora, prima di tutto si dividono nelle squadre che comunque, stando o con i più grandi o con i più piccoli, comunque è sempre divertente e bello. E poi di bello comunque si sta insieme, si canta e si gioca. Tu la prima volta che vieni a un campo? Sì, Come ti hanno convinta a venire? non mi hanno convinta, l'ho deciso io. E come mai allora l'hai deciso? Perché ho sentito che molte mie amiche ci andavano, allora ho voluto venirci anch'io. Cosa ti piace del campo? Mi piace quando giochiamo, quando andiamo a fare le gite, quando anche stiamo nelle stanze. Che giochi si fanno ai campi? Giochiamo a calcio, a pallavolo e a tanti giochi che io non ho mai capito. Ad esempio, quali sono i giochi che non si capiscono dei campi? Tipo io non ho capito come si fa a prendere... Cioè non ho capito come si fa a prendere una cosa di un gioco che non ho capito proprio niente. Tu l'hai capito come si fa a fare questa cosa? Sì, praticamente è un gioco che devi prendere la coda di una cosa dell'altro e che ti dà la vita e tu devi portarla in base e più vite hai e più vite. Siamo con... Lorenzo, Giovanni. Francesco. Lorenzo. È la prima volta che vieni a un campo? No. Come mai hai deciso di tornare? Perché tanti miei amici ci andavano e volevo anche fare nuove amicizie. Allora, ci parli di com'è strutturato una giornata del campo? Non so, tipo si fa la mattina ci alziamo, ci prepariamo, andiamo giù, facciamo colazione e poi ci danno degli incarichi da fare. Ci parli di questi incarichi che vi danno da fare? Ci danno tipo da sparecchiare il tavolo, da pulire. Sono cose che normalmente fai anche a casa o fai solo al campo? Faccio anche a casa. Sei bravo allora, quindi? O comunque al campo farle con gli amici è diverso? Sì. Quali giochi si fanno al campo? Si fanno i tornei di calcio, di pallavolo e poi anche altri giochi che si fanno di solito all'oratorio. Siete divisi in squadre, vero? Sì, in 4 squadre. Quali sono i nomi? Musicisti, poeti, scultori e pittori. Come mai avete deciso di chiamarli come mestieri artistici? Perché il tema di quest'anno è mettersi all'opera. Quindi mettersi all'opera, voi come vi mettete all'opera al campo? Aiutando la gente, aiutarsi a vicenda, Qual è la cosa che più ti piace del campo? divertirsi, E come ti diverti al campo? giocando a tanti giochi, cantando. Qual è la canzone che ti piace più cantare? Freedom. Volete cantarmi un pezzo di Freedom tutti insieme? Non ho più la voce io. Over me, and before I be a slave, everybody in my grace and go home to go. And be free. Siamo con... Camilla, Giorgia. È la prima volta che vieni a un campo? Io sì, E come mai hai deciso di venire al campo? perché me ne hanno parlato molto bene e quindi volevo proprio andarci e ho pregato mia mamma di farci andare e quindi ci sono riuscita. Qual è la cosa che ti piace fare al campo? Mi piace molto stare insieme e soprattutto la sera quando facciamo dei giochi come ad esempio Cluedo e cantiamo alla sera. Al campo si sta proprio sempre insieme, ma a volte vorresti stare un pochino da sola oppure... No, è bello stare insieme perché comunque condividi le tue idee con gli altri bambini. Hai fatto nuove amicizie al campo? Sì. E pensi che queste amicizie dureranno poi anche al di fuori del campo?
Ho conosciuto una bambina di Casarza che è molto simpatica e spero che la rivedrò nell'estate o a scuola. Siamo con... Chiara, Anita. È la prima volta che venite a un campo? Sì, Come mai hai deciso di venire? perché mi hanno parlato anche a me molto bene e volevo anche un po' socializzare di più, visto che andiamo anche molto insieme a catechismo. Hai imparato dei nuovi giochi al campo? Sì, ad esempio Lanciarossa non sapevo proprio giocarci e poi pallavolo sono migliorata di più. Quanto si gioca al campo? Tanto, soprattutto giochi insieme ovviamente, e ci divertiamo molto anche perché poi socializzare anche nei giochi è meglio. Come funziona il momento del fuoco al campo? Ci riuniamo nel cerchio, cantiamo delle canzoni e poi però prima giochiamo tipo dei giochi al buio, come ieri sera abbiamo giocato tipo a fare tipo un pezzo di canzone. Fate anche dei lavori di gruppo nelle squadre al campo? Sì, siamo divisi in 4 gruppi, i pittori, i musicisti, scultori e poeti, e ci dividiamo ma facciamo sempre gli stessi lavori, divisi comunque in diversi gruppi. Fate anche una gita al campo? Sì, già ieri ne abbiamo fatta una molto lunga, che siamo arrivati tipo alle 8, una cosa del genere. E invece l'altra volta siamo andati invece a Scurtabò e ieri sul Monte Zatta. Quando fate la gita cosa fate? Come vi preparate? Come è strutturata la giornata? Beh, innanzitutto ci prepariamo lo zaino e poi ci danno un pranzo al sacco con i panini e l'acqua, e poi ci iniziamo a incamminare tutti insieme, in fila indiana, anche in coppia. Siamo con... Arianna, Desiree. Allora, raccontateci un po' qual è la cosa che vi piace di più da fare al campo. Abbiamo fatto un gioco molto divertente che si chiama Lanciarossa, in cui non devi far vedere il tuo numero agli avversari. Il tuo gioco preferito invece? A me piacciono tutti i giochi, ma la cosa che mi è piaciuta di più di tutte è stare insieme e cantare. Ah, si sta sempre insieme al campo? No, siamo divisi in 4 gruppi. I gialli, che sono i pittori, i verdi gli scultori, gli arancioni i poeti e i blu i musicisti. Come mai avete deciso di chiamarle così le squadre? Le squadre hanno decise gli animatori e le hanno chiamate così perché tutti hanno una cosa in comune, trasformano cose semplici in arte vera. Siamo con... Luca. Gabriele. Che giochi fate al campo? Le femmine giocano a pallavolo, invece i maschi a calcio. E a volte giochiamo a Lanciarossa, che è il mio gioco preferito, dove i bambini si attaccano un numero alla schiena e il compito degli avversari è riuscire a scoprire il loro numero. Il tuo gioco preferito qual è? Calcio. Perché il calcio? Perché ci giocano molti miei amici e mi diverte. Abbiamo visto che c'è anche un cane qui al campo. Sì, una volta siamo andati a Scurtabò e abbiamo trovato lì un cane e quando siamo tornati qui ci ha seguito e quindi adesso vive qui. Si comporta bene il cane o fa anche cose che non dovrebbe fare? Non fa niente e non ci guarda nemmeno. Siamo con... Giorgia e Camilla. Fate anche delle gite, delle passeggiate al campo? Sì, ne abbiamo fatte 2, una leggermente più corta e una un po' più lunga. Dove siete andati di bello? E la prima volta al paesino di Scurtabò, al campetto, abbiamo giocato ad alcuni giochi. La seconda siamo andati sul Monte Zatta, che è stata molto più lunga, però è stato bello perché abbiamo camminato in un sentiero e nel bosco. Sono faticose queste gite?
A volte sì, a volte no. Per esempio quella del Monte Zatta era quasi tutta in salita, quindi era molto faticosa, però ne valsa la pena, abbiamo giocato, ci siamo divertiti e il panorama era meraviglioso. Perché è bello camminare insieme ai tuoi amici? Perché si è insieme e quindi se qualcuno ha bisogno di aiuto ci aiutiamo a vicenda. Mentre camminate cosa fate? Parlate, cantate, fate un po' di baccano? Qualcuno canta, qualcuno si lamenta, qualcuno parla, qualcuno gioca, un po' di tutto. Tu ti lamenti, parli, giochi? No, tutto più o meno. Anch'io un po' di tutto. Quindi vi lamentate? Un pochino, perché magari la salita a volte ci sembra troppo lunga o troppo faticosa. Però io un pochino all'andata che mi faceva male la caviglia a casa. Ma gli animatori non vi portano in spalla? no, per niente. No. Però abbiamo fatto un gioco dove per un pezzettino uno ha dovuto portare lo zaino di un'altra persona e poi quella persona l'ha dovuto prendere in braccio e portare anche 2 zaini. Siamo con Greta, Irene. Allora, se dovessi convincere un tuo amico che non è mai stato a un campo a venire a un campo, cosa gli dici? Di venire a questo perché è stato molto bello. E gli direi che comunque non se lo potrebbe perdere perché è un'esperienza indimenticabile. Qual è la tua cosa preferita che si fa al campo? Ma giocare con gli altri e fare il lavoro di squadra. Io quando andiamo in cerchio magari nelle nostre squadre ci dividiamo e parliamo un po' insieme e anche giocare ovviamente. Un aspetto di cui non abbiamo ancora parlato, come si mangia e cosa si mangia al campo? Si mangia bene e cose abbastanza molto buone. Si mangia, non ci dobbiamo dividere nei tavoli, si può mischiare e mangiamo cose che mangiamo a casa. Come siete divisi nelle camerate? Ci sono le camerate da 8 dove si sta tutti insieme. Non divise per squadre, ma tutte le squadre mischiate. Com'è? Difficile dormire con i tuoi amici? Fanno caos? Si riposa bene? Di sera c'è un po' di caos, però poi si va a dormire. C'è tranquillità. Poi. Esatto. Tu fai caos, mi pare di capire? Sì, molto. È difficile organizzarsi con i vestiti, cambi, roba sporca, che sono cose che magari fa la mamma quando sei a casa. A volte, io tipo mi metto anche le cose di ieri o dell'altro ieri. Io metto tutto a casaccio. Anch'io. Come va. E state giovani a barba gelata, con i ragazzi delle medie della zona pastorale di Levi. Andiamo a conoscere i ragazzi. Qual è il tema del campo? Allora, il titolo del campo è Insieme e ho scelto appunto una tematica che ci facesse fare un percorso, anche se il campo non è che dura tanti giorni, perché sono soltanto 4 giorni da martedì mattina a venerdì dopo cena, e ho scelto un tema che potesse farci fare un percorso di crescita appunto insieme, proprio il titolo è stato questo.
e ci siamo lasciati guidare da un brano del Vangelo di San Luca, che è il brano del Buon Samaritano, dove la figura del Buon Samaritano è la figura di un uomo che non vive pensando soltanto a sé, ma vive anche pensando con un'attenzione verso chi ha intorno, verso chi incontra, ecco, molto semplicemente. E alcuni passaggi di questo percorso, non abbiamo ancora finito, finiremo domani sera, sono proprio quelli di domandarci quali sono i nostri atteggiamenti che creano un insieme, i nostri atteggiamenti, le nostre scelte, i nostri comportamenti, le nostre parole, che invece creano isolamento, distanza, personalismi, insomma, quelle che sono le cose che non costruiscono l'essere comunità a tanti livelli, non soltanto a livello del campo chiaramente, ma a livello della società, a livello della Chiesa, a livello del nostro percorso, semplicemente là dove viviamo, che può essere anche la nostra famiglia. Ecco. Di fatto al campo comunque si sta sempre insieme e ci si educa anche in parte a stare insieme. I ragazzi hanno difficoltà a stare insieme o sono comunque abbastanza educati a questo? Se devo essere sincero, sia questo campo che quello precedente delle elementari non ho colto delle difficoltà particolari, forse perché tanti di loro hanno un'esperienza di diversi anni, di campi, di vita insieme. Abbiamo fatto il mese insieme, appunto, che è terminato 2 settimane fa, e poi il cammino anche del catechismo dove tanti si frequentano durante tutto l'anno sostanzialmente, poi alcuni sono anche amici proprio, oltre al fatto di avere la classe che frequentano come la stessa classe, hanno anche proprio tante occasioni. Non è così per tutti, perché poi ci si trova appunto da punti di partenza differenti, sia come età, sono 3 età differenti qua, e sia come abitazione, perché sono le 4 parrocchie della nostra zona pastorale, quindi non vivono tutti vicini, però comunque non ho colto difficoltà particolari, ecco, se non quelle fisiologiche, ma sono cose più che accettabili e non creano problematiche particolari. Siamo con Matteo, Alice, Adele. Come organizzate la giornata al campo? Allora, prima di tutto ci svegliamo, poi facciamo colazione e ogni squadra in pratica organizza un giorno di servizio. Facciamo colazione, poi facciamo la preghiera, andiamo a giocare nel campo o anche dalla chiesa, poi pranziamo. Facciamo di nuovo un momento di preghiera, rigiochiamo, facciamo merenda, un altro momento di preghiera, la cena e poi andiamo a letto. Ci parli un attimo un pochino più approfonditamente del momento del gioco, come lo organizzate voi animatori? Ok, dopo aver pranzato, fatto colazione, ci ritroviamo noi 4 animatori e discutiamo sui possibili giochi da fare in base al tempo oppure a quello di cui loro hanno voglia di fare, oppure in base alla giornata, e dopo aver deciso li dividiamo nelle 2 squadre, spieghiamo il gioco e giochiamo. È difficile far giocare i ragazzi insieme, coordinarli? Beh, allora dipende anche dal loro carattere, perché ci sono alcuni ragazzi molto calmi mentre altri sono un po' agitati, bisogna metterci tutto l'impegno per gestirli, ma comunque ci si riesce. Come mai hai deciso di fare l'animatrice? Perché già da piccola facevo i campi, mi è sempre piaciuto, poi ho avuto l'opportunità di fare la catechista e ho cominciato a conoscerli, quindi mi piaceva l'esperienza e condividere questo con loro. Cosa c'è dietro l'organizzazione del campo? Quanto tempo avete prima per pianificare il tutto? Allora, questo per me è stato il primo anno, ci siamo visti un paio di volte nella nostra parrocchia e ogni giorno, nei vari momenti prima del gioco, ci vediamo noi 4 animatori e organizziamo i giochi. Secondo te qual è la cosa più difficile da fare per un animatore? Più difficile? Essendo che abbiamo pochi anni più di loro, dai 15 anni in su, ci vedono ancora come loro pari, quindi bisogna farsi rispettare e trovare un modo per riuscire a
dire ora facciamo questo, voi non decidete niente, dobbiamo decidere noi, quindi dovete starvene a quello che noi diciamo. Secondo te qual è la cosa più importante che l'animatore deve tenere a mente, deve avere presente nel campo? Beh, allora a volte noi dobbiamo anche giocare con loro, quindi noi gli diciamo una regola e perciò dobbiamo rispettarla anche noi. Oppure, sì, quello, ci sono delle regole e noi siamo i primi che dobbiamo rispettarle. Come mai hai deciso di metterti a servizio e comunque impegnare energie del tuo tempo in questa attività? Perché mi piace stare a contatto con i ragazzi, spero che sia reciproco anche per loro e spero che tutti insieme riusciamo a comunicare qualcosa, il messaggio di stare insieme, rispettarsi, riuscire a staccarsi un po' dal momento di casa e vivere un po' in mezzo alla natura. Oltre comunque ad insegnare ai ragazzi a stare insieme, a cosa fare, insegnano qualcosa anche a te? Sì. Per esempio, allora mi fanno capire come eravamo noi da ragazzi, perché i nostri quando giocavamo noi non ci rendevamo conto dei nostri comportamenti. Siamo con Michele. Federico. È la prima volta che vieni a un campo? No, è dalla terza elementare. E come mai continui a venire? Perché è sempre divertente, e mi piace venire perché ci sono anche i miei amici che ogni tanto non li vedo proprio sempre, quindi è bello rivederli. Cosa si fa ad un campo di divertente o per cui valga la pena venire? Ma di solito ci sono dei giochi belli e come ha detto lui ci sono i nostri amici in cui si può fare un po', come vivere insieme un'esperienza, dormire con i nostri amici, giocare insieme. E qual è la cosa più bella dello stare insieme al campo? Giocare. Ci fai un esempio di un gioco che è bello fare al campo e che non puoi fare al di fuori del campo? Di fuori del campo non c'è, si possono fare tutti quanti, quasi tutti. Ad esempio il lanciarossa si può fare tutte e due, anche fuori dal campo. Come funziona la lanciarossa? Allora, hai un cartellino con scritto un numero, ci sono due squadre, uno ha il cartellino blu e uno rosso. E non ti devono vedere il numero e se te lo vedo sei preso. Queste sono le regole principali. E, è difficile giocare tutti insieme, anche con ragazzi più piccoli? Ma in questo campo qua devo dire che non è quello delle elementari, quindi devo dire che piccoli, si gioca bene. E quasi ognuno rispetta le regole. È difficile stare insieme tutto il giorno, in ogni momento? No, è più bello di stare da sole. Siamo con Nicole. Giulia. Al campo, oltre a giocare, si fanno anche dei servizi. Come funziona? Ci sono 2 squadre e ogni 4 persone devono apparecchiare e sparecchiare la colazione, il pranzo e la cena. Ed è complicato? Queste cose le fai a casa magari? Abbastanza. Ogni tanto. Al campo perché riesci comunque a farle? Perché bisogna. E poi si è insieme, quindi è più facile. Abbiamo sentito che comunque il tema del campo è lo stare insieme. Qual è il momento in cui si sta insieme che più ti piace al campo? Quando si gioca oppure quando si va a letto che si parla tantissimo, si ride, si scherza. Hai fatto nuova amicizia al campo? No. Come mai? Perché conoscevo tutti. Qualcuno di vista, però l'ho conosciuto meglio. Però qualche amicizia comunque l'hai consolidata perché... Sì, diciamo di sì. Al campo poi oltre ai giochi e ai servizi fate anche un fuoco la sera, comunque c'è un momento particolare? Sì, è quando le 2 squadre, una volta una persona di una squadra e poi dell'altra, dicono barzellette o fanno delle scenette, comunque anche lì si ride, si scherza. Come si mangia al campo? Bene. Si mangia qualcosa di particolare, qualche piatto particolare oppure sono più o meno le solite cose? No, le solite cose, pasta, verdura, frutta, carne. Siamo con Gabriele. È la prima volta che fai un campo? No, è la seconda. E come mai decidi sempre di tornare? Perché la prima volta mi sono divertito e ho trovato molti amici nuovi con cui confrontarmi. Il tema del campo è comunque lo stare insieme.
Al campo si sta insieme? Sì, decisamente. Anche dalla mattina con la colazione, con l'incontro in chiesa, i giochi nel campo. Abbiamo parlato dei giochi, dei servizi, del fuoco. Ci puoi parlare del momento della gita? Nella gita siamo andati sul Caucaso, sono stati preparati un panino al prosciutto per uno e un panino vuoto che poi avremmo riempito una volta arrivati sul Caucaso. Siamo stati lì 1 o 2 orette, poi al ritorno ci siamo fermati nel bosco subito sotto al Caucaso per giocare a lancia rossa, tutti insieme, divisi in 2 squadre. Cosa ti piace della gita? Mi è piaciuto stare in compagnia e soprattutto il momento di gioco quando siamo ritornati. Qual è il tuo momento preferito del campo? Il gioco sicuramente qua al campo, perché si può giocare sia a pallavolo che a calcio e anche a giochi organizzati dagli animatori. Pensi che in futuro fai l'animatore? Probabilmente sì, perché anche i miei genitori sono d'accordo e comunque mi piace mantenere il contatto con i miei amici e tornare al campo. Secondo te qual è la cosa più importante per fare l'animatore? Essere simpatici e capire quello che vogliono i ragazzi, nel senso rispettare uno ma anche le scelte dell'altro senza compromettere Siamo con Nicole, Valentina, Giulia, Silvia. È la prima volta che vieni a un campo? No. Quando sei già venuta e come mai hai deciso di tornare? Allora, questo qua è l'ultimo anno che faccio da, diciamo, sottomessa e poi l'anno prossimo farò da animatrice. E come mai hai deciso di fare l'animatrice? Perché è un'esperienza bella e interessante. Secondo te qual è la cosa difficile del fare l'animatore? E che qualche volta i bambini non ti ascoltano e quindi è difficile farti rispettare. Tu però ascolti sempre rispetto agli animatori. Dipende. Tu invece vorresti fare animatrice in futuro? Sì. E perché? Perché il mese insieme è bello, i campi e vorrei continuarli. Secondo te è difficile stare insieme ai poi ragazzini? A volte sì, dipende. E stare insieme con i tuoi coetanei come ti trovi? Bene, sì. Avete fatto una gita al campo? Sì, sul Monte Caucaso. E come si è svolta? Alla mattina siamo partiti, siamo andati fino alla cappelletta e poi siamo ritornati indietro, ma prima di arrivare proprio qua abbiamo fatto lancia rossa e poi siamo ritornati. Hai fatto nuova amicizia al campo? Sì, cioè c'era tanta gente che conoscevo già, però alcune persone erano nuove e ho legato anche con loro. È difficile quando poi finisci al campo comunque tenere a mente le cose che hai imparato o comunque rimanere in contatto con le persone? Rimanere in contatto con le persone, cioè no, perché comunque sono miei amici, però ricordare le cose non me le ricordo io. E quindi bisognerà venire l'anno prossimo a un altro campo? Esatto. Ciao, semplicemente ciao. Disegno l'erba verde come la speranza, come frutta